Adesso vi presentiamo un'artista a tutto tondo perché lei è cantante, attrice e mandolinista. Infatti ha capito che l'arte era la sua strada fin dall'età di 13 anni, quando ha iniziato il suo meraviglioso percorso al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli in mandolino. Immediato l'amore per la musica classica napoletana e la canzone classica napoletana che lei interpreta con grande passione e meticolosità. Il piacere di essere qui con noi quest'oggi, di lasciarsi conoscere e di presentare il suo ultimo brano, Amore Canta. Alessia Moi è qui con noi, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie. Alessia, allora, se sei d'accordo, prima di parlare del singolo direi proprio di addentrarci nel video che per l'appunto ci accompagna alla meraviglia della tua arte. Ascoltiamo insieme Amore Canta. Grazie. Sole aprile scetata, già tutte stelle morano, scetata, fammi e finestre Napoli rapì, che ne sospira l'aria, tutta sospira femmina, che abbraccia a me stanotte in tuo silenzio, scornosa e bella manna ritta sì, per chi canta e chi cantava Napoli, canta, mi chiama amore, canta e mi tremano più ardente e dolce, e cuore tutto mondo in testa cara, e voce tutto mondo in testa Amore Canta di Alessia Moi, complimentissimi per questo tuo straordinario anche timbro vocale, Alessia. Grazie, grazie mille. Tra l'altro, ecco, per la tua giovane età da subito hai capito di avviare una missione molto importante, recuperare brani dimenticati nell'oblio, recuperarli e cantarli. Ma diciamo che è stata una convinzione che è avvenuta nel tempo, una consapevolezza interiore che poi mi ha portato, ecco, ad essere forse qui a parlarne. Esatto, perché non sei solo amante delle canzoni classiche napoletane che reinterpreti però in maniera molto moderna, efficace, molto coinvolgente, ma ti piace attraverso poi la musica classica napoletana anche ricordare quei luoghi, no? Che fanno parte anche quei luoghi che fanno parte delle nostre bellezze. Ne abbiamo visto appunto nel video, ma anche come la magnifica Biblioteca Nazionale di Napoli, perché è cantato anche fra gli scaffali di questo luogo straordinario. È diventato un palcoscenico per questo video. Nella sezione musica e spettacolo, quindi la sezione Lucchesi Palli, dove sono conservate tutte le opere più importanti del mondo quasi. Insomma, che emozione si prova quando si canta? Grande emozione è stata anche quella di sedere alla scrivania di Salvatore Di Giacomo e poter interpretare magari. E poter interpretare Non mo guardati più di Ferdinando Russo e Salvatore Gambardella, ma questa è la cosa più importante, gli autori, i poeti, i musicisti che hanno reso Napoli famosa nel mondo e che ad oggi dire classico non significa dire antico, no. Vecchio. Assolutamente. Significa respirare quello che siamo. Sono d'accordo con te, tra l'altro c'è molta passione, no? Grande emozione nelle tue parole, si vede, si sente, si percepisce quanto con passione svolgi la tua arte. Tra l'altro per appunto il fatto che i Grazie per dire arte. Tra l'altro la bellezza ancora più che vorrei sottolineare è il fatto che i giovani artisti siano consapevoli del proprio patrimonio artistico, musicale, della propria identità, e il fatto che proprio tu voglia poi attraverso la tua musica, attraverso le tue canzoni concederla
ai telespettatori o comunque alle generazioni che verranno sicuramente non è scontato. Tra l'altro ricordiamo anche al pubblico che per i tuoi lavori e per i tuoi elogi hai ricevuto anche riconoscimenti da parte della Fondazione Nino Taranto, dove con grande gioia hai indossato la famosa paglietta gloriosa di Nino Taranto. Esatto, è vero, nel 2019 in seguito a uno spettacolo ricco di personaggi che hanno concorso a dare voce a Napoli in tutto il mondo, infatti lo spettacolo portava proprio per titolo A Voce Napoli, naturalmente non si parlava di me. Ma di tutti gli artisti, poeti, però interpretati attraverso la tua voce. Grazie. Tra l'altro in questi personaggi diciamo celebri c'era anche Nino Taranto, dove in uno spaccato dello spettacolo raccontavo parte della sua vita, cioè dal 1933, insomma, quando lo scopre Anna Fugé e lo fa debuttare nella rivista italiana, dove comincia a lavorare insieme a Titina De Filippo, Wanda Osiris, offrendo insomma il massimo di sé. E Nino Taranto, la famiglia di Nino Taranto, i nipoti diretti, il professore Francesco De Blasio, fui invitata insomma nella loro abitazione e in seguito a questi miei racconti mi fu data la gloria di indossare la famosa paglietta di Avrei sicuramente cantato in quel momento, un po' spontaneo anche. Quasi no, in realtà mi è venuto da piangere quando Francesco De Blasio mi pose la paglietta gloriosa di Nino Taranto, anche solo per qualche secondo. Beh, certo. Però è stato un grande onore. Assume un grande significato. Ma quando hai capito, Alessia, che questa sarebbe stata la tua passione a vita, la tua strada? Ma io assolutamente non lo immaginavo che io mi sarei dedicata al classico. Io ho fatto anche altre esperienze musicali. Tra l'altro come maestro innoveri anche Ted di Reno. Sì, non solo, ho fatto anche uno stage a Roma con Proietti, tanti anni fa, che ero Maestro piccola. Proietti, beh, Esatto. un grande privilegio. Tra l'altro numerose anche le tue pubblicazioni discografiche come Napoli Canto e Muoio per te, dove hai recuperato ben 18 brani della canzone storica napoletana. Ma il brano preferito di Alessia qual è? Oddio, il Ne vuoto. sono tanti. Ma forse... Ce ne sono sicuramente tanti. Ce ne sono tanti, diciamo, rappresentativi di me. Io non canto l'amore, lo sai? Nel senso proprio profondo. E, per esempio, conosco ovviamente canzoni d'amore come Passione di Libero Bovio, ad esempio. Meravigliosa. No? Non è che non la voglio cantare, è che io evito spesso gli argomenti che parlano e preferisco quelli della città. Quelli che raccontino la bellezza della nostra città, esatto, appunto a pari passo con la bellezza dell'arte che la nostra città, quindi forse Amore Canta è quella ideale, forse e che ti rappresenta oggi, in questo momento. Oggi è importante perché secondo me Ernesto Murolo è stato forse lungimirante nello scrivere la poetica, che racconta proprio, ecco, lui si pone la domanda: per chi canta? E chi so? E quindi si pone la domanda e io oggi la trasferisco ancora. Beh, complimenti, grazie di essere stata qui con noi. Grazie ad Alessia Muoio, straordinaria artista, oggi ci ha deliziato con il suo video Amore Canta. Complimentissimi ancora e tanta buona musica. Restate con noi, pubblicità.